Conclusiva corsa dal Savio. 8 al via in questo miglio che vede Dubai Jet, Davidia Dioniso, Claudia Pink, De Gader Ronco, Davide in prima fila, Dylan Chris e Delinda Lubi in seconda. I favori netti per Davide in chiusura, Antonio Di Nardo in sediolo. Macchina intanto che accelera con la velocità iniziale di Claudia Pink, velocissima contro De Gader Ronco che va al suo esterno, parte veloce anche Davide che segue Dubai Jet all'esterno. Sulla piegata Claudia Pink e De Gader Ronco alle prese. 200 metri iniziali in 14,5. Davide subito lì, pronto a scattare in terza ruota. Quando De Gader Ronco desiste, e a questo punto vedremo le mosse di Pietro Gubellini, ma Davide si presenta con argomenti sicuramente molto decisi, passa a condurre in 500 metri scarsi, terza posizione per Dubai Jet, poi Davidia e via via tutti gli altri, 600 in 44 netti. Davide in vantaggio, Claudia Pink in seconda posizione, in terza c'è Dubai Jet, all'esterno cerca di farsi luce intanto Dioniso che sopravanza De Gader Ronco, anche Delinda Lubi prova a seguire nella progressione Dioniso, ma intanto Davide sta facendo i propri comodi e va comunque a buona andatura, 1:13,9 per il chilometro iniziale. Dalla coda a questo punto muove Delinda Lubi che viene via in mezzo alla pista con gran volo e si porta su Davide che però a questo punto accelera. Davide in vantaggio, Delinda Lubi al suo esterno, alla corda c'è sempre Claudia Pink, poi Dubai Jet, gli altri scompaiono. Metà dell'ultima curva con Davide in vantaggio, Delinda Lubi e Claudia Pink a ridosso, ma Davide ora accelera sensibilmente dopo il 14,5, un altro 14,5, Davide nel finale controlla la situazione, vince su Claudia Pink che è ottima seconda, mentre per il terzo sul palo forse Delinda Lubi su Dubai Jet, ma l'arrivo è molto stretto per il terzo posto, davvero difficile decifrare fra Delinda Lubi e Dubai Jet. Forse Delinda Lubi riesce ancora a conservare qualcosa dall'affondo interno di Dubai Jet. La vittoria comunque mai in discussione per Davide che chiude addirittura a quota irrisoria al totalizzatore, ma molto bassa anche a quota fissa. Il successo per Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo. Davide, scuderia Rififi. E con questo è tutto per il convegno odierno dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per domani sera con la finale del Super Frustino Tommaso Grassi Award.